trascrivere delle sensazioni, delle emozioni che provino nella vita. Per cui questo percorso è iniziato da giovane, poi si è fermato durante tutta l'età lavorativa ed è ripreso adesso che ho del tempo da dedicare. Naturalmente bisogna considerare che non sarebbe possibile questo se gli eventi della vita non ti portano nel bene e nel male ad avere le emozioni che poi ti spingono verso queste cose. Poi l'abbinamento nel libro tra pittura e poesia è venuto dalla mia Giulia, è stato un suggerimento suo e quindi che ho apprezzato moltissimo e effettivamente poi ha dato anche un buon risultato. Poi Giulia leggerà una poesia inedita, il che mi fa solo piacere che la legga lei. Sì, buonasera a tutti. Diciamo che Giorgio, il papà, mi ha dato un compito non semplice perché in primis io non sono una poetessa, non sono una pittrice, non ho preso questa dote, questa... Non si sa mai, magari un domani, quando sarò pensionata anch'io, avrò tempo da dedicare a questo, magari verrà fuori anche a me questa preziosa dote che non tutti hanno e che spesso serve proprio, come dicevate prima, come terapia per esternalizzare, per sfogare un po' l'anima e liberarsi da pensieri, da emozioni che quotidianamente si vivono. Cercherò di leggerla nel modo migliore, perdonatemi se non sarò all'altezza. Comunque, la poesia si intitola Tempo. Voglio dedicare il mio tempo a chi è cacciatore di orizzonti, a chi è fedeltà di ideali, a chi è riflesso di luce, a chi colora penombre, a chi rallegra silenzi. Voglio dedicare il mio tempo a chi coltiva una speranza, a chi insegue una fantasia, a chi del sogno ne è motivo, a chi rende primavera l'inverno, a chi con un sorriso asciuga una lacrima. Voglio dedicare il mio tempo a chi bussa prima di entrare, a chi non esce senza ringraziare, a chi è contagiosa ironia, a chi è centro di gravità, a chi del tempo ne è il profumo. Voglio dedicare il mio tempo a chi ha il tempo per una carezza, a chi del tempo ne è misura, a chi ha il tempo che non si perde, a chi è tempo del mio tempo. È andata un po' troppo veloce, diciamo. Ecco, Però nel complesso non è per me. Come critico i suoi quadri. ah ok, e quindi è la frecciata reciproca. Sì, me la merito. Anch'io ho trovato una poesia che mi è piaciuta particolarmente, si intitola Viaggio nella mente. Il ricordo rivive in passate stagioni, lo sguardo vaga su profondità inesplorate. La mente cattura represse fantasie, imprigiona il tempo in ipotetiche catene, con l'illusione di godere della sua effimera sconfitta. E vi faccio anche vedere il quadro abbinato.
sì. Visto che la mente non è stata fissata. So l'infinito di Leopardi. Facile quella. Tra qualche giorno l'età avanza anche per lui. Ah sì? Grazie Giulia. Vabbè, dovevo ritornartela, La trovo su. Poi se tra di voi, tra il pubblico, c'è qualcuno che vuole fare una domanda specifica, visto che qualcuno di voi ha già visto per esempio i quadri, se qualcuno vuole chiedere qualcosa, assolutamente. Mi piace quel quadro che fanno le palline bianche. Il soffione, che sì. si soffia. E gli A occhi. me piace questa. Vivere. Non pretendere ci sia sempre il sole, anche la notte. Non illuderti di prendere il vento mentre ti sfugge tra le dita. Non respirare l'aria stagnante della rassegnazione, finché puoi rincorrere la vita. Non credere di poter fermare il tempo, rubagli solo qualche momento. Per chi ha piacere poi il libro è disponibile, andate da Giorgio che gliela copia, giusto Giorgio, è in vendita, e invece quando andate a vedere i quadri ci sono delle poesie appese, prendeteli un attimo, non ce ne sono tante, però prendeteli un attimo, leggetele e se vi piacciono potete staccarle e portarle a casa. Quindi quando fate poi il giro osservate i quadri, osservate il colore, ma soffermatevi anche un attimo a leggere quelle poesie e davvero un invito a portarle a casa. Poi ce n'è una che vorrei leggere perché mi è particolarmente... Non sa neanche le pagine. Ti sto prendendo in giro. Allora, questa poesia l'ho dedicata a mia nipote, che è cieca, che ha scritto dei libri e quindi ed è la persona che mi ha insegnato a guardare non solo con gli occhi. La poesia si intitola Oltre lo sguardo. Un nuovo giorno. Ci sarà la pioggia o risplenderà il sole? Scenderà una lacrima o sboccerà un sorriso? Risuonerà la musica o ristagnerà il silenzio? Regnerà il perdono o serpeggerà la vendetta? Sarà pugno o carezza, bacio o indifferenza? Qualsiasi cosa avrò vissuto. Al volgere del giorno spicco il volo, sopra gli umani impedimenti, alla ricerca dei colori che non ho mai visto, alla conquista di nuovi orizzonti, rincorrendo un aquilone che ho sempre dovuto immaginare nell'attesa di una nuova alba. Se vuole, libertà. Io mi alzo, finite e gli occhiali. E danno un perdono. Libertà
è una continua conquista, una lecita aspirazione, una flebile certezza. La libertà è un volo senza ali, del vento compagna di viaggio, della neve delicato abbandono. La libertà è il profumo della vittoria, l'amarezza della sconfitta. La libertà è un sogno dentro una prigione, il coraggio di ignorare un insulto. La libertà è la speranza di cambiare il colore e il confine all'egoismo, il limite all'ipocrisia. La libertà è uno sguardo oltre l'apparenza, sopra l'indifferenza, al di là dell'orizzonte. È continua ricerca, una scelta infinita, una moltitudine di incontri. La libertà è una candela di speranza, uno sguardo alle stelle, una consapevole rinuncia. La libertà non è stare sempre in fila, è andare fuori tema. La libertà è il brivido di una carezza, l'emozione di una canzone, l'abbraccio di una poesia. La libertà è invertire la rotta, prendere una scorciatoia e dare la precedenza. La libertà è il rispetto delle altre.